La ringrazio, dottore. Buon pomeriggio a tutti, io sono Giampaolo Zane, responsabile del servizio attività immobiliari per i rapporti con i condomini e le autogestioni dell'ATER di Venezia. L'ATER di Venezia è l'ente più facilmente conosciuto come l'ente delle case popolari. Abbiamo un patrimonio nella provincia di circa 11.500 alloggi tra proprietà nostra e alloggi che gestiamo per conto di terzi come per dei comuni. Noi facciamo anche gestione di terzi, anche abbiamo un piccolo patrimonio della regione Veneto che gestiamo, e fino a qualche anno fa gestivamo anche il patrimonio non sanitario dell'azienda ULSS 12 veneziana. La nostra azienda è un'azienda nata ancora nel 1914. Partiamo da un regio decreto che ha istituito l'Istituto Autonomo Case Popolari di Venezia, e da quell'epoca l'ATER ha assunto una sua, come Istituto Autonomo Case Popolari, importanza vitale nel territorio per assicurare la casa a chi non riesce ad acquistarla o ad averla in locazione nel libero mercato. Particolarmente nel comune di Venezia abbiamo circa la metà del nostro patrimonio, abbiamo circa 5.000 alloggi sparsi tra il centro storico di Venezia e la terraferma, e gli altri, la rimanente, gli altri 5-6.000 alloggi invece sparsi nella terraferma veneziana, e l'ambito territoriale dell'ATER è la provincia di Venezia. Questi sono i nostri confini. Con il comune di Venezia qui c'è un bel patrimonio importante, perché il comune di Venezia ha circa 5.000 alloggi, pertanto tra ATER e comune possiamo garantire circa 10.000 alloggi a canone, principalmente, maggiormente sociale. Canone che viene calcolato in base al reddito. Per quanto riguarda l'ATER, per darvi un accenno a chi non conoscesse la nostra storia, è una storia presente di lavoro e di impegno per dare una casa a quanti hanno meno possibilità di accedere al mercato immobiliare, principalmente alle persone e alle famiglie economicamente bisognose, ma anche chi sta in una delle sfide dell'attualità, purtroppo noi stiamo cercando da qualche anno anche di promuovere il social housing. Social housing, quelli alloggi con una tipologia di contratto che è un contratto a canone calmierato, che non è un canone che va in base al reddito, ma è un canone che tiene conto del mercato, è calmierato perché in base a una nuova legge che è sorta nel 1998, della 431 del 98, ha prodotto degli accordi fatti assieme all'Associazione della Proprietà dell'Inquilinato per determinare dei canoni che rimangano dentro a un range e consenta pertanto di fare di affitti inferiori a quello che è il libero mercato. Pertanto abbiamo questa, da qualche anno, flessibilità, cioè riusciamo a garantire case a canone sociale e case a canone calmierato per chi è al di fuori dei redditi, e pertanto che non rientri in quelle graduatorie che vengono fatte dai comuni. Ecco, differenza importante, che molte volte la gente viene da noi che ci dice ho la casa vostra, me l'ha assegnata il comune, ma oppure ho la casa, voglio la manutenzione, voglio il cambio, fatemi il cambio. No, allora cominciamo a differenziare intanto come avere le case nostre. Le case nostre, il patrimonio, quello a canone sociale, è assegnato dai comuni, i quali comuni di anno in anno, ogni 2 anni, a secondo delle esigenze dei comuni, fanno dei bandi comunali. Questi bandi comunali la gente partecipa, entra in una graduatoria e il comune fa la graduatoria e assegna questi alloggi. Il comune può assegnare alloggi di proprietà del comune o di proprietà dell'ATER, ma li assegna il comune, poi che sia il comune di Venezia, di Dolo, di Mira, di Sastino, ma ogni comune fa le proprie graduatorie e può assegnare anche le nostre case in base alla disponibilità che noi diamo di alloggi già pronti per l'assegnazione. In caso di cambio non li fa l'ATER, anche se la casa è dell'ATER, bisogna sempre rivolgersi ai comuni, i quali comuni a loro volta possono fare dei bandi
prevedere dei bandi per fare una graduatoria per chi ha esigenze di cambiare l'alloggio, o in base ad altre graduatorie, emergenzialità e quant'altro, pescare e darvi il cambio. Quali cambi può seguire l'ATER? I cambi consensuali, cioè voi avete una casa con 3 camere da letto, la famiglia si è ridotta, ve ne basta una con una camera da letto, trovate chi invece la famiglia la sta allargando e pertanto ha bisogno di più spazi e ve la scambiate. Se vi va bene la zona, il piano, il tipo di appartamento, per un cambio consensuale che può essere fatto. E in quel caso l'ATER, anche l'ATER nel suo proprio sito, una parte dedicata a questi cambi consensuali, lì si intrecciano le varie richieste, se riescono a intrecciarsi viene fatto il cambio. Viceversa vi dovete sempre rivolgere ai comuni, che sono quelli che scelgono, che vi danno il cambio di alloggio, vi danno la possibilità di cambiare l'alloggio in base sempre alle loro graduatorie. Quella che oggi si chiama politica per la casa a Venezia ha origini antiche e connotate di modello. Si potrebbe risalire addirittura al XIV secolo, quando la Serenissima Repubblica stabiliva di costruire case per marinai infermi, con risorse dello Stato o delle scuole, le antiche confraternite o corporazioni di mestiere e dei privati. Ma è alla fine dell'Ottocento che la solidarietà sociale nel settore dell'abitazione trova espressione concreta nella Commissione per le case sane ed economiche, un ente autonomo costituito da municipio e cassa di risparmio, che gestiva i fondi della cassa destinati alla costruzione di case, le quali divenivano proprietà municipale, il cui reddito serviva a finanziare altre costruzioni. Una moderna azienda speciale antesignana per caratteristiche e funzioni dell'attuale ATER. Con la legge numero 251 del 21 maggio 1903, detta legge Luzzati, e probabilmente ispirata da questa esperienza, si posero le premesse che permisero al Consiglio Comunale di Venezia di decidere nel 1908 la costituzione di un istituto autonomo per le case popolari. Il Comune diede alla Commissione l'incarico di studiare le modalità istituzionali e operative e il 14 giugno 1913 ne approvò la costituzione dello Statuto. Dopo qualche mese, l'8 febbraio 1914, il Re d'Italia firmò il Regio Decreto che istituiva l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia. Quale originaria dotazione immobiliare, all'istituto vennero conferite alcune aree fabbricabili e numero 686 alloggi costruiti dalla Commissione del Centro Storico di Venezia, a Castello, Sant'Anna, come zona Sant'Anna, Quintavalle, a Canareggio, ad Orso Duro, ad Orno Civica era stato installato il primo impianto di riscaldamento centralizzato termosifoni. Alla fine della guerra sorsero al Lido 221 alloggi al Città Giardino, una tipologia di progettazione urbanistica che teneva conto delle tendenze allora in auge, mentre con i criteri più generazionali si costruì a Sant'Agnese nel campo di Marte, alla Giudecca, alla Madonna dell'Orto. Ancora a Venezia dal 1926 al 1940 l'istituto, in quel tempo denominato Istituto Fascista Autonomo Case Popolari, costruì case a Santa Marta, il famoso quartiere Benito Mussolini, alla Celestia, a Sant'Elena. Proprio nel 1926 l'istituto inizia a operare in terraferma, assumendo un ruolo primario nel quadro degli insediamenti residenziali connessi con i social della nuova zona realizzati nel centro, zona periferica dove sono nate tutte le industrie a Marghera, metà delle quali nel quartiere Volpi e altrettanti a Mestre, dove si costruisce nel 1923 nella zona del Piraghetto tra la stazione ferroviaria del centro e dal 1927 ad Altobello a ridosso delle Barche, ancora punto di scambio merci tra centro storico e terraferma. L'attività poi si espande inoltre fuori città, con oltre 200 alloggi a Casabioni, Cabrentelle e nella provincia con interventi in 9 comuni. Da allora abbiamo aumentato il nostro patrimonio fino ad arrivare, come dicevo prima, a circa 11.500 alloggi. Con vi do dei dati del 2012, incassiamo circa 16 milioni all'anno di canoni di locazione. Questo tanto per capire, inquadrare chi è l'ATER, cosa fa l'ATER. Tornando a quello che vi dicevo prima per le assegnazioni, allora, pertanto, divisione importante, canone, alloggi e canone sociale assegnati dai comuni, graduatoria del comune e del comune che fa le assegnazioni. Poi abbiamo gli alloggi social housing.
L'Ater di Venezia, col proprio patrimonio, è la prima Ater del Veneto e tra le prime Ater d'Italia. E con gli alloggi social housing abbiamo un numero di alloggi social housing sicuramente maggiore rispetto a tutte le Ater del Veneto e a ottimi livelli nazionali. Con social housing andiamo noi invece Ater a fare i bandi. Andiamo noi a fare i bandi per l'assegnazione, facciamo noi le graduatorie, facciamo noi i contratti di locazione. I contratti di locazione sono contratti di locazione non a tempo indeterminato, come invece ci sono con quelli a canone sociale, ma a tempo determinato. A tempo determinato è un contratto di anni 3 più 2. Noi seguiamo in questo caso in prima persona tutte le fasi, pertanto il cambio alloggio lo seguiamo noi. Il canone è un canone calmierato e abbiamo pertanto seguiamo dalla partenza alla fine, cioè dall'assegnazione a tutto il resto della vita, il rapporto è con l'Ater, viceversa il rapporto è con il Comune di Venezia. Mi pare per quanto riguarda le tipologie e i bandi di essere stato, spero, abbastanza chiaro con le due divisioni tra bandi canone sociale e diciamo social housing, ormai è di moda dire social housing, alloggi a canone calmierato. Venendo poi naturalmente, se avete domande sono qua e vi rispondo. Per quanto riguarda poi la vita all'interno degli appartamenti, allora, che gli appartamenti ve li abbia assegnati il comune o che ve li abbiamo assegnati noi, qui non c'è nessuna differenza. Noi abbiamo 3 tipi di regolamenti che regolano la vita all'interno degli alloggi ai quali vengono assegnati. Abbiamo un regolamento generale che poi noi andiamo a tarare, a modificare, a personalizzare, che è quello regolamento di condominio, a secondo poi del tipo di edificio e delle problematiche dell'edificio, e quello regola la vita del condominio, pertanto regola la vita dell'uso delle parti comuni. Condominio è quell'edificio dove non è tutta proprietà Ater, dove Ater è proprietario di 10 alloggi, ma ci potrebbero essere altri 10 proprietari su un edificio di 20 alloggi, e lì è un condominio. È un condominio, noi abbiamo dei regolamenti tipo che servono per regolare la vita all'interno degli spazi, dell'uso e all'interno degli spazi comuni. Normalmente c'è un amministratore di condominio che è un terzo, che non è l'Ater, che fa l'amministrazione, e lì c'è quel regolamento. Poi se invece l'appartamento risiede in un palazzo interamente di proprietà dell'Ater, c'è un altro tipo di regolamento che regola anche qui la vita degli spazi comuni e si chiama regolamento per l'autogestione. L'autogestione è un sistema altamente democratico perché noi diamo la possibilità agli inquilini di autogestirsi. Pertanto viene nominato un responsabile dell'autogestione che è quello che poi avrà i rapporti con noi ente, e questo responsabile dell'autogestione, che normalmente viene nominato internamente agli inquilini, tiene la piccola contabilità che serve per la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria compete a noi, pertanto l'ordinaria delle parti comuni la segue il responsabile dell'autogestione, facendosi un piccolo bilancino ogni anno con delle rate, delle quote, diciamo volgarmente dette condominiali, perché è più semplice dirle, ma è di autogestione, dove servono per mettere a posto il portoncino, dipingere se c'è il muro del vano scale che si è sporcato, tagliare l'erba, fare la pulizia delle scale, pagare la bolletta della luce delle scale, e questo diciamo è una cosa che fa il responsabile dell'autogestione. Da un po' di tempo, vedendo che c'è una certa difficoltà e litigiosità all'interno degli edifici, noi ci stiamo proponendo per aiutare gli inquilini a fare noi l'amministrazione, cioè la contabilità.
perché molte volte succede: ma guardi, io gli ho chiesto i soldi ma questo non me li porta, devo litigare per farmi dare i 10 euro, i 20 euro, mi fa i dispetti, perché ahimè purtroppo il tasso di litigiosità è abbastanza elevato nei nostri edifici. Allora, per cercare di ovviare ad alcuni fastidi, per non sovraccaricare anche di costi, perché a quel punto, se nessuno vuole fare il responsabile dell'autogestione, devono nominarsi un esterno, diciamo un amministratore di condominio. E a quel punto noi stiamo, così in via sperimentale, intanto abbiamo iniziato con una quarantina di autogestioni, proponiamo di fare noi, diciamo, l'amministrazione e intervenire noi in situazioni un po' a volte così particolari e fastidiose per chi ci abita lì. L'autogestione peraltro serve, il regolamento della gestione serve per regolare la vita interna degli spazi interni al palazzo e è normata anche questa dalla Regione Veneto. Stavo dimenticando, l'ATER è un ente che è soggetto al controllo della Regione Veneto. Noi siamo un braccio operativo della Regione Veneto, perché ogni provincia ha la sua ATER, non dipendiamo del comune né il comune dipende da noi, sono due gestioni completamente diverse, interagiamo con i vari comuni, però noi abbiamo il nostro ente che è la regione di riferimento, che è la Regione Veneto. Altro regolamento invece è il regolamento diciamo degli inquilini. Il regolamento degli inquilini, che questo regola la vita principalmente all'interno degli appartamenti. Ora noi abbiamo un servizio manutenzione che segue, al quale tutti si devono rivolgersi per tutte le problematiche legate agli aspetti manutentivi dell'appartamento. Se mi può pertanto, che sia un alloggio che vi abbia assegnato il comune o che vi abbia assegnato o che vi abbia assegnato il comune, che abbiamo assegnato noi, il servizio di manutenzione rispondiamo noi sempre a tutte le vostre richieste di manutenzione. Purtroppo, ahimè, ci pervengono richieste molte volte alle quali non possiamo rispondere se non dire che vi dovete arrangiare, cioè dovete sistemare. Molte volte ci succede, ci chiamano: si è rotta la tapparella, si è rotta la corda della tapparella. Quelle sono manutenzioni ordinarie, cioè tutte le piccole cose di gestione, la guarnizione del rubinetto, la manutenzione della caldaia, cioè la caldaia che avete dentro, che si ha dentro l'alloggio, deve essere manutentata, perché bisogna fare il controllo dei fumi, ci sono delle scadenze, ogni 2 anni c'è la manutenzione che deve essere fatta. Se non viene fatta la manutenzione regolarmente, la caldaia non può durare più di tanto, e questo è diciamo un onere che spetta all'inquilino. Se la caldaia dovesse avere un danno invece importante tale da richiedere la sostituzione, se siete entrati da poco e la caldaia l'abbiamo messa nuova e si è rotta, d'accordo, ma andiamo a verificare se il libretto non risulta nessun tipo di manutenzione fatto per quella caldaia, e lì non so se il servizio di manutenzione va a sostituirla. Pertanto ho il termosifone che mi gocciola, lì è la guarnizione, la piccola guarnizione da cambiare. Cioè ci sono delle cose che magari per molti di voi sono cose banali, però noi, se vediamo nella casistica delle telefonate e delle lettere che ci arrivano, l'80% sono cose che possono sicuramente essere risolte direttamente dall'inquilino. Pertanto abbiamo questo regolamento degli inquilini, ai quali del regolamento autogestione e condominio noi lo forniamo sempre ad ogni contratto, lo diamo sempre e andiamo poi anche a spiegarli agli inquilini che bisogna seguire attentamente. Adesso io non sto a leggere tutti gli articoli del regolamento per non annoiarvi, pertanto cercherò così di vedere con voi e affinché voi poi possiate
rivolgervi ai vostri diciamo associati per poi aiutarci a mediare le varie problematiche. Logico, ecco, l'alloggio molte volte ci chiamano l'alloggio, c'è dell'umidità all'interno, c'è la muffa, sì, molte volte però l'alloggio non viene areato normalmente, cioè l'alloggio bisogna anche aprire le finestre, bisogna far girare l'aria, non si può tenere sempre chiuso, cucinare e poi non asciugare gli indumenti all'interno dell'appartamento e non arearlo, non aprire finestre o addirittura riscaldarlo poco. È logico che si va a formare della condensa e quant'altro e si va a formare dell'umidità. Molte volte riscontriamo proprio che si sente appena si entra in un appartamento se un appartamento è areggiato o non è areggiato, e lì si forma l'umidità e si fa creare la muffa. Ma cosa possiamo fare? Come possiamo intervenire noi? Non è che possiamo cambiare l'alloggio per negare la muffa, cioè bisogna sapere gestire bene anche queste cose, questi servizi. Si rischia di perdere l'uso dell'abitazione se l'abitazione, il contratto, i comuni possono arrivare alla decadenza se il contratto non viene, se l'appartamento non viene usato regolarmente, perché se una persona usa l'appartamento 6 mesi all'anno perché gli altri 6 mesi all'anno invece se ne va da un'altra parte, e abbiamo dei casi, cioè questo o ha bisogno della casa o ha bisogno della casa, cioè avere una casa pubblica, uno che ce l'ha deve tenersela ben stretta, deve saperla condurre in maniera, diciamo, secondo legge, cioè ci sono delle regole, non è che l'hai avuta, ce l'hai a vita e fai quello che vuoi. O per esempio molte volte troviamo situazioni di sovraffollamento. Noi, la legge ci impone dei metri quadri per persona all'interno minimi per ogni alloggio. Molte volte ci siamo trovati di sovraffollamenti pesanti all'interno degli alloggi, e questo con tutte le implicazioni che ci sono. Ogni volta che si vuole aumentare il nucleo familiare all'interno dell'alloggio bisogna comunicare, fare una richiesta, bisogna chiedere: posso portare mio cugino o mia cugina a vivere con me all'interno dell'alloggio, perché nei appartamenti a canone sociale è prevista un periodo di ospitalità temporanea, ma è detta ospitalità temporanea perché è legata a un periodo ben preciso di temporaneità. Negli alloggi a canone calmierato è previsto che uno possa aumentare il nucleo familiare, ma ci deve essere un motivo, perché un conto è l'accrescimento naturale, cioè nasce un figlio, nasce una figlia, d'accordo, uno si sposa, d'accordo, ci mancherebbe altro, nessuno viene a trovarmi il mio parente sta fine settimana, nessuno dice nulla, ma viene a trovare il mio parente e sta 6 mesi, questo non va bene, cioè non è più un momento, bisogna chiedere il permesso per alloggiare all'interno degli alloggi chiunque voi vogliate ospitare, non, ripeto, per il fine settimana, d'accordo? Ecco, usare l'appartamento come appartamento, usare l'alloggio come alloggio, non usare l'alloggio come magazzino, usare l'alloggio come ufficio, o non usare l'alloggio come bed and breakfast. A Venezia, abitando sui giornali, voi leggete, scopriamo, a Lido di Venezia c'è la mostra del cinema, fanno bed and breakfast. Il problema è che il periodo è breve, non facciamo in tempo neanche noi a verificare, perché dura 15-20 giorni, però si perde anche lì il diritto ad avere un'abitazione. Si rompe il vetro, ecco, vedo qua, sostituirete benzina per piccole spese i vetri rotti nell'alloggio, non li cambia l'alter, se è rotto un vetro se lo cambia l'inquilino. Qui scuotere, battere, esporre dalle finestre verso strada, le coperte, le lenzuola, è un problema che qui, cioè, quando di vivere correttamente il vivere civile. A me è capitato, non dico in quale comune, una mattina mi ha chiamato una signora dicendomi: ho le lenzuole sporche di sangue, di sopra
in terrazzino stanno macellando un capretto, non si può fare, non si può fare, però queste non sono storie vere, cioè c'è quella lì chiama noi e tu si la chiami i vigili urbani, cioè io la ringrazio, prendiamo la segnalazione, ma chiami i vigili urbani, ci sono delle regole per la macellazione e via dicendo. Altri che mettono tutti i polli ad essiccare sui terrazzini cioè non si può fare. Sulla conduzione dell'alloggio noi diamo le caldaie, molte volte adesso stiamo trovando le stufe a pellet, la gente toglie, cioè lascia lì la caldaia e si mette la stufa a pellet, e non è possibile. Se vi abbiamo affittato l'appartamento con una caldaia dovete adoperare quella caldaia, non si può mettere una stufa a pellet, poi messa in condizioni anche o pellet quando va bene, troviamo altri tipi di stufe con bombole di gas all'interno dell'alloggio perché di ricambio, perché non si può fare. Altra cosa, per esempio, le famose parabole. Certo che si possono installare perché è un diritto uno che possa vedere la televisione del proprio paese, però bisogna chiedere il permesso, non è che questa parabola si può applicare dove si vuole, anche perché poi, ripeto, è brutto, cioè vedere l'edificio in una certa maniera predispone anche la gente in maniera diversa. Se invece si vive in un contesto bello, carino, civile, ero 15 anni fa in un comune dove c'è un palazzo, 20 alloggi che abbiamo assegnato anche ad ognuno degli orticelli. Questi possono farsi la verdura per tutto l'anno. C'è chi li coltiva bene, chi non li coltiva va a portarsi via la verdura di quello a fianco. Allora, dobbiamo qua è un discorso che naturalmente è a prescindere qui della nazionalità, non vorrei essere frainteso, un problema di vivere correttamente tutti in comunità in maniera civile, perché altrimenti dove viviamo diventa un ghetto dove fai fatica poi noi enti, con l'aiuto, molte volte si cerca l'aiuto dei comuni, dei servizi sociali dei comuni, intervenire a sistemare le cose, perché poi arrivano talmente a un certo degrado che non riesci più di tanto poi a far sì che si ritorni a un periodo di normalità. I rumori a una certa ora bisogna passare la televisione, bisogna far meno rumore possibile. Ecco, quando noi consegniamo gli alloggi facciamo firmare un verbale di consegna. Il verbale di consegna serve perché affinché si possa essere, diciamo, contestualizzato l'assegnazione dell'alloggio, magari qualche piccolo difetto che si può trovare o quant'altro. Lo si scrive in modo che si rimane negli atti. Quando se ne esce ci sarà un altro verbale. I danni all'interno dell'alloggio poi vengono regolati, vengono chiesti all'inquilino che li ha fatti, ha dato massima attenzione, gli viene dato l'alloggio in buone condizioni, deve ritornare in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Spazi verdi sono belli, avere un palazzo, un giardino con degli alberi sicuramente aiuta a vivere meglio. Naturalmente bisogna curare questi spazi, bisogna tagliare l'erba, potare un po' le piante. Ora parlo dell'autogestione, perché nel condominio sarà l'amministratore e lì. Nell'autogestione, se ognuno si tagliasse la propria siepe, il proprio pezzo di erba, non ci sono costi per nessuno, ma se si lascia l'incuria interveniamo noi ATER e poi lo addebitiamo a tutti quanti, perché, ripeto, non si può vivere in uno stato di abbandono o di disordine, perché è un peccato. Recinzioni, uno non può inventarsi di tirare su la recinzione o di allargarsi la recinzione perché quello in fianco non c'è, allora mi sposto la recinzione e mi prendo quel pezzo di quello in fianco non c'è. No, cioè non è far west, ci sono delle regole che devono essere rispettate.
interventi di manutenzione, come dicevo, la straordinaria nelle autogestioni tocca a noi. Per dirvi, l'ascensore, il controllo ordinario che viene fatto ogni anno spetta all'inquilino. Si rompe la fune, bisogna cambiare il motore, lo paga l'ATER. Altro problema, corridoi locali comuni. Molte volte troviamo nei corridoi, nei locali comuni, di tutto di più, e quindi non sono spazi che buttiamo lì, non so dove mettere la roba, perché poi possono creare dei pericoli all'edificio. Scoppia un incendio, devi scappare, al corridoio che è metà, perché l'altra metà è invasa da materiali, oppure quei materiali lì favoriscono lo sviluppo di un incendio. Tanto per dirvi, oltre che favoriscono l'aumentare di, diciamo, ratti e quant'altro, pertanto non è possibile, anche quello, non è possibile lasciare le auto negli spazi comuni con l'assicurazione scaduta. Bollo ormai non è più affisso, però vedi subito l'assicurazione che non ce l'ha, auto che rimangono lì 1 anno, 2 anni, cioè, perché uno non sa dove mettere. Cioè, gli spazi comuni non sono degli altri, dobbiamo capire che gli spazi comuni sono di tutti noi, non è che la metto lì tanto, no, quello spazio è anche tuo. Se butti lì una cosa che non adoperi, che passa il tempo, peraltro fa ruggine, cioè, hai dei bambini anche, cioè, voglio dire, imbruttisci il tuo palazzo, cioè, crei danno, crei di tutto di più. Lo spazio è anche tuo, non è lo spazio degli altri, spazio comune di tutti. Allora, manutenzione, penso, insomma, ripeto, noi abbiamo il servizio manutenzione, ci si deve rivolgere al servizio manutenzione. L'ordinaria spetta sempre all'inquilino, straordinaria all'ATER. Lo ripeto perché uno dice, ma quando è l'ordinario, quando è straordinario? Quando è che è un piccolo intervento è ordinario, nel dubbio si chiama, però voglio dire, penso si possa capire, se deve cambiare la caldaia è straordinaria e poi vediamo però perché deve cambiare. Se devi cambiare, fare solo la verifica è ordinaria, cambiare una guarnizione è ordinaria. Adesso man mano che passa il tempo stiamo costruendo edifici sempre più, diciamo, tecnologicamente avanzati. Questo è, diciamo, un pregio, ma a volte è un difetto nella gestione, perché pannelli solari e quant'altro dobbiamo anche noi facciamo un po' più fatica, se la persona anziana, a spiegare come può avere l'acqua calda dai pannelli solari chiudendo, spostando, perché sono delle caldaie un po' più complesse rispetto a quelle che erano abituati ad avere, oppure all'interno della casa abbiamo delle centraline di piccoli computer dove l'anziano era abituato a spostare la rotella e mettersi a temperatura 20, 21, 19, qua gli metto un computerino e questo qua mi va in tilt, però d'altra parte anche noi stiamo facendo di tutto e di più per cercare di spiegare l'uso di queste nuove strumentazioni. Mi pare che sì, di aver detto, ecco, sui tutto, nel senso, per quanto riguarda poi la manutenzione, penso che mi posso fermare qui e aspetto domande vostre, perché ce ne siano, sono qui a vostra disposizione. Pertanto ATER è un'azienda che dipende dalla Regione Veneto, i bandi di assegnazione delle case, canone sociale, lo ripeto ancora perché vengono sempre fatte queste domande, i bandi di assegnazione delle case a canone sociale vengono fatti dai comuni, noi abbiamo i nostri bandi per le case a canone calmierato, social housing, ne abbiamo sparse un po' per tutta la provincia. La manutenzione la facciamo noi, che siano case assegnate dal comune o che siano case assegnate da noi. I cambi alloggio dovete chiederli al comune se la casa è assegnata al comune, se l'abbiamo assegnata noi
seguiamo noi anche quella pratica. Il servizio manutenzione è il servizio che cura tutta la manutenzione interna. Per quanto riguarda invece le problematiche legate ai contratti, se sono contratti fatti dal comune c'è un servizio utenza che si occupa dei contratti, se sono contratti invece fatti da noi c'è il servizio